Siamo col maestro Enzo Patti che recentemente ha organizzato la rassegna, la terza edizione di Profumo di Primavera, una rassegna d'arte e cultura, pittura, scultura e fotografia a Favara dal 19 al 27 maggio, una edizione che è andata molto bene. Facciamo un bilancio di questa esperienza. Insomma, diciamo che siamo stati molto fortunati e contenti per come sono andate le cose, però è pure vero che vogliamo sempre migliorare. È stata, dicevo, un'iniziativa che ha coinvolto tantissimi artisti, pittori, scultori, fotografi, così come è stato ricordato, e nel corso di tutta la manifestazione abbiamo anche presentato dei libri di poesia. Poi una giornata l'abbiamo dedicata esclusivamente a tutti i pittori che purtroppo non ci sono più, artisti di Favara e qualcuno addirittura della nostra provincia. Quindi diciamo una settimana intensa di attività molto articolata che si è tenuta all'interno del Castello Chiaramontano della mia città di Favara e insomma praticamente abbiamo anche presentato con l'occasione, abbiamo fatto un'analisi molto dettagliata per quanto riguarda il quadro che quest'anno abbiamo realizzato in occasione della festa della legalità e che noi abbiamo donato al corpo della polizia penitenziaria della casa circondariale da Petrusa di Agrigento. Quindi poi è avvenuta la benedizione alla chiesa di San Vito. Insomma, come dicevo, una settimana veramente intensa e molto articolata. Abbiamo coinvolto tantissimi artisti non solo di Favara ma di tantissimi paesi della nostra provincia, da Catania, da Palermo diversi, da Gela, insomma una bella fetta della nostra terra di Sicilia e qualcuno addirittura anche di fuori. Sì. Maestro Patti, ecco, pensiamo già alla prossima edizione, cosa c'è in cantiere? In questo momento, per la verità, diciamo che ci stiamo un po' riposando e dobbiamo anche tirare le conclusioni per cercare di fare meglio il prossimo anno, quindi vedere quali sono stati possibilmente gli errori, perché è giusto fare anche un'autocritica, per cercare di potenziarla al massimo questa manifestazione che ormai è abbastanza affermata e conosciuta. Quindi noi dobbiamo proiettarci a crescere, sia noi che cerchiamo di portare avanti l'iniziativa e sia anche la manifestazione tutta. Volevo ricordare che il Profumo di Primavera è una manifestazione voluta e promossa dall'associazione Unitre Empedocle, ovvero l'Università della Terza Età di Favara, retta dal dottore Diego Caravanza.